L'indagine sulla morte di Daniele Zacchetti, il 58enne veneto rimasto ucciso ieri al Molo Terzo del Porto Vecchio mentre stava sgomberando un cantiere dismesso, è ufficialmente iniziata. Il sostituto procuratore Cristina Bacer, cui è stata affidata anche perché componente il gruppo specializzato in anti-infortunistica costituito all'interno della procura, ha immediatamente preso visione del fascicolo ed ha ascoltato il compagno di lavoro di Zacchetti per cercare di ricostruire quanto accaduto. L'area dove è avvenuta la tragedia è stata posta sotto sequestro. Si indaga per omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza sul posto di lavoro. L'incidente è accaduto quando gli operai stavano smontando i perni di sostegno di una struttura aggiuntiva di una gru. Daniele Zacchetti si trovava sotto il braccio della macchina operatrice. La vicenda ha molto colpito la città. Il vicario episcopale, Monsignor Ettore Mannati, in un tweet ha espresso vicinanza alla famiglia, auspicando da parte di tutti una concreta attenzione ai problemi della sicurezza sui posti di lavoro.